Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ed i seguiti titoli più importanti del pomeriggio. Rinviato a giudizio Luca Sammartino, accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Pandora, lo ha deciso il GUP di Catania, Ottavio Grasso. Sono state ascoltate dal GIP di Catania nel corso dell'udienza di convalida del fermo le due donne accusate di tentato omicidio ai danni di Giusy, la 26enne cosparsa di benzina e incendiata giovedì sera in strada a Catania. Una delle due ha ammesso la propria colpevolezza, riconoscendo di essere stata lei a dare fuoco alla vittima. Emergono nuovi dettagli sull'operazione antidroga che oggi ha portato a 9 arresti nel Messinese. Lo stupefacente sarebbe arrivato all'interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto grazie alla moglie di un detenuto che la occultava all'interno delle vietanze che portava al marito. Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex compagna con l'aiuto di un amico. È successo a Ragusa, dove sono finiti in manetto un 44enne e un ragazzo di 20 anni. Chiudiamo con il meteo. Il bel tempo continuerà anche domani a regnare sovrano in Sicilia, dove però il sole e il caldo hanno le ore contate. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.